No, sofferta perché non riusciamo a fare gol, ma penso che alla fine siamo riusciti a segnare meritatamente. Abbiamo tenuto botta con Udinese che veramente marcava a uomo tutto il campo e non era facile, però lo stesso siamo riusciti a fare 5-6 palle gol e bastata una per vincere la partita. Marek, siete lì, c'è un gruppetto di squadre che si è un po' staccato, vedi qualcuna superiore alle altre o ancora presto per fare questi tipi di pronostici? Basta vedere la classifica che è ancora presto, si deciderà alla fine del campionato. La sicurezza viene anche dal bel gioco e quello che abbiamo visto nel finale di partita quando non si è sofferto affatto. Vabbè, a finale di partita si sempre aprono gli spazi, allora era un po' più facile giocare perché l'Udinese ha marcato a uomo tutta la partita e non era facile, però fisicamente abbiamo tenuto e questo è un buon segno. Il Napoli che adesso riesce a vincere anche 1-0 dopo aver vinto 5-0, 4-0, 3-1, come arriva in questo momento alla sosta? Arriva in un momento positivo, in un momento negativo, la sosta arriva al momento giusto? Non so dire. Siamo squadra che ha fatto il 15° risultato consecutivo, allora forse non ci voleva, però questi sono calendari e non possiamo fare niente con questo.